Cari amici, ben incontrati, buona giornata, buon mercoledì 13 dicembre. Oltre che essere mercoledì della seconda settimana di Avvento, oggi è anche festa memoria di Santa Lucia, Vergine e Martire. Invochiamo il dono dello Spirito con questa preghiera. O Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, illumina il mio cammino. Donami di accogliere l'invito di Gesù ad entrare nel suo regno. Fammi riscoprire la vocazione di figlio di Dio e di fratello di ogni uomo. Che il mio cammino quotidiano sia sostenuto e incoraggiato dall'esempio e dalla preghiera di Maria, la prima dei discepoli, la mite e umile di cuore, a somiglianza del suo Figlio e Signore. Amen. Leggeremo dal Vangelo di Matteo, capitolo 11, 3 versetti, dal 28 al 30. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù disse: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Abbiamo ascoltato già molte altre volte questo brano del Vangelo di Matteo. Parole sempre belle e che fa bene ascoltare e riascoltare, perché offrono un messaggio di speranza, una luce sul nostro cammino. Qual è il contesto nel quale Gesù usa questa parola e fa questo annuncio ai suoi discepoli? Il contesto è questo. Gesù si rende conto che quanto lui opera e dice è accolto dai piccoli, dai semplici. Viene invece rifiutato dai grandi, soprattutto dai responsabili della religione ufficiale. Ed è proprio religioso l'argomento che Gesù tratta. Questa stanchezza e fatica che Gesù vede negli occhi e nel comportamento dei piccoli che lo seguono riguarda soprattutto la religione che viene loro imposta. Viene imposta una religione che è di peso, anziché di sollievo. Per cui Gesù nota questa stanchezza e fatica soprattutto a livello religioso. E il giogo vuol dire legame, appunto religione, che Gesù offre, è un giogo che lui presenta come leggero e soave. In cosa consiste allora il giogo religioso di Gesù? In cosa consiste la proposta religiosa di Gesù? È semplice. Gesù dice: Dio è Padre e tu vieni guardato da Dio come figlio. È un Padre di misericordia che all'occorrenza sa cercarti, sa perdonarti e sa gioire del tuo perdono. E quindi vivi con fiducia il tuo rapporto con Dio, Padre. Di conseguenza, dà uno sguardo d'amore fraterno verso tutti gli altri uomini che sono alla pari di te figli dello stesso Padre. Ecco la proposta religiosa, il giogo soave che Gesù propone. Dio Padre, gli altri fratelli.
tu figlio di tutti fratello o sorella. Gesù ovviamente non solo fa una proposta, ma si propone come modello da imitare. È lui innanzitutto il vero figlio e il vero fratello di tutti. È per quello che lui può dire: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Umile verso Dio Padre, mite verso tutti i fratelli. E questa è una sintesi stupenda della religione cristiana. Vivere l'umiltà e la mitezza. L'umiltà ritenendosi poca cosa, eppure oggetto di un grande amore da parte di Dio, che è Padre e che io avverto come tale e vivo appunto verso di Lui come figlio. E la mitezza, nel senso di avere una relazione rispettosa, semplice, che sa valorizzare tutti gli altri, tutte le altre persone. Una religione quindi nuova, un peso leggero e soave, nel quale, dice Gesù, ognuno che lo accoglie e se ne addossa il peso troverà riposo, ristoro, perché è appunto nell'esercizio dell'amore umile che la persona trova la sua serenità, la sua pace, la sua leggerezza anche di vivere. Cosa imparo per me da questo brano di Vangelo? Imparo a guardare comunque sempre a Gesù. È Lui il vero figlio, è Lui il vero fratello di tutti. E se la mia vita è a servizio dell'annuncio di Gesù, questo devo proporre e in un certo senso Lui devo imitare. Perché così avvenga, ancora una volta, viviamo il dono della benedizione del Signore. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci. A domani.